Eccoci di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'espulsione dalla Lega di Gianantonio Darè continua a tenere banco nel dibattito politico veneto. Il coordinatore regionale degli Azzurri, Flavio Tosi, se vorrà siamo pronti ad accoglierlo. Tony, sappi che da parte nostra, visto che c'è anche una storica amicizia con me e con tanti dei nostri che oggi siamo in Forza Italia e portiamo avanti gli stessi valori di prima, perché l'autonomia è il bagaglio anche di Forza Italia, il bagaglio dei valori è lo stesso, vicinanza alle aziende, vicinanza al territorio, autonomia, federalismo, e quindi se Tony decidesse di venire con noi ne saremo solo che felici, perché appunto è un amministratore di lungo corso e di buoni amministratori c'è sempre bisogno. Pronti ad accoglierlo in Forza Italia, braccia aperte a Tony Darè dopo l'espulsione dalla Lega, e stavolta a dirlo è il coordinatore regionale degli Azzurri, Flavio Tosi, ex leghista e come Darè espulso dal partito del quale era segretario veneto, ed il terremoto in casa Lega spariglia le carte in vista dei prossimi appuntamenti elettorali con le europee e le amministrative, a partire proprio da Vittorio Veneto. Tutti si dava per scontato la candidatura di Posocco, del vice sindaco, come centrodestra, quindi anche per Forza Italia. Non ho ben capito, magari appunto con Tony ci sentiremo nei prossimi giorni, quando dice quel passaggio io sono con Posocco e Posocco è con me, quindi non ho capito rispetto alla Lega che tipo di scelta faranno lui e il vice sindaco Posocco, francamente. Ne abbiamo il nostro coordinatore provinciale che è Fabio Chies, sindaco di Conegliano. Parleremo anche con lui e con i nostri di Vittorio per decidere cosa fare. È chiaro che bisognerebbe non prescindere da Tony Darè, perché appunto Tony Darè è la storia della Lega di Vittorio. L'unità del centrodestra vacilla in diversi comuni, con i partiti che si preparano a correre divisi o con inedite alleanze, come a Bassano, dove Lega e Forza Italia correranno contro Fratelli d'Italia. L'ideale è, ed è quello che stiamo provando a fare, correre nei comuni sopra i 15.000 abitanti tutti assieme come centrodestra. Dove questo non è possibile al primo turno, farlo al secondo e quindi diciamo apparentarsi fra il primo e il secondo. Rovigo è il capoluogo, è l'unico nel quale si va a votare, e anche lì spererei, ecco lì è un voto anche che ha una valenza non solo locale, non solo regionale, lì sarebbe meglio riuscire ad andare assieme fin dal primo turno e chiudere la partita al primo turno. Intanto ai crescenti malumori interni della Lega guarda con interesse Forza Italia, con una campagna acquisti in atto da mesi e che da mesi vede susseguirsi indiscrezioni sui 3 assessori regionali ribelli Marcato, Bottaccini e Caner. Può darsi, come anche ha preconizzato Tony Darè, che un po' il discrimine sarà il risultato delle europee dell'8 e 9 giugno. Può darsi che appunto le europee portino anche più di qualche indeciso a prendere una decisione definitiva. E nel prossimo servizio il punto sulla situazione a Bassano nel centrodestra in vista delle elezioni. Eccolo qui, il centro di gravità che spera di diventare permanente a Bassano. Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana seduti allo stesso tavolo, dove però, fateci attenzione, c'è ancora spazio per accomodarsi prima che parta a pieno regime il laboratorio del centrodestra. Eh già, perché questa nuova entità politica è sì una coalizione, ma come hanno precisato i diretti interessati, vuole essere concepita come laboratorio di idee e di confronto, con la benedizione dei vertici provinciali e regionali. La Lega entra dentro questo contenitore ovviamente come regista, assieme ovviamente agli altri partiti, un progetto che comunque è aperto anche ad altre realtà politiche. Un progetto secondo me molto importante per la città e che secondo me potrebbe anche andare fuori dalla città di Bassano con altre realtà. Ma se al tavolo, come detto, c'è ancora posto per, chissà, Italia Viva o altre liste civiche, resta da capire chi si siederà a capotavola, insomma, chi sarà il candidato sindaco del grande centro. Il mio partito mi ha candidato come candidato sindaco, io ho accettato e chiaramente ero da solo, eravamo da soli e quindi avevo la maglia numero 9 di Goleador. Adesso sono entrato in un gruppo, faccio parte di un gruppo con altre realtà politiche, quindi ho la maglia numero 9 ma anche la maglia numero 10 di regista. Come partito abbiamo un'indicazione precisa sul nome, però come Lega non abbiamo mai messo veti su nessuno, non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, si tratta di una trattativa serena tra gruppi politici e nel giro di 15 giorni ovviamente il candidato sindaco verrà presentato.
Il nome caldo in casa Lega è noto da tempo, Nicola Finco, anche perché oggi alla conferenza di presentazione lui c'era, mentre non si è vista Elena Pavan, che pure è sindaco Lega, ma che evidentemente non parteciperà alle attività laboratoriali. Elena Pavan, ancora donna Lega, è una nostra militante, la porta al sindaco uscente ovviamente è aperta, anche appunto per le progettualità che devono essere condivise. Esprimeremo una figura di sintesi che porti le idee di tutti, senza limarci o piallarci pur di arrivare al potere. Non è quello, è trovare una sintesi alta. E Fratelli d'Italia? Ecco, l'impressione è che alla porta del grande centro loro non busseranno nemmeno, forse perché nessuno gli aprirebbe. Ed ancora a cronaca, tenta di evitare il controllo dei poliziotti investendo con la bici un agente pusher tunisino bloccato e denunciato dopo un inseguimento accaduto a Padova. Con la bici a folle velocità si è lanciato contro i poliziotti che in quel momento erano impegnati in un controllo nella zona della stazione del cavalcavia Borgomagno a Padova. Il folle inseguimento a piedi nel dedalo di Viette della Prima Arcella. Poi un quarantenne tunisino senza fissa dimora è stato bloccato e denunciato per resistenza e violenza pubblico ufficiale e false attestazioni sulla propria identità. Lo straniero alla vista dei poliziotti ha accelerato la sua corsa in bici investendo uno degli agenti impegnato nei controlli che a causa del forte impatto è caduto a terra. Il quarantenne tunisino ha poi tentato di fuggire di corsa a piedi, ma è stato rincorso da un altro poliziotto e infine raggiunto e bloccato a poca distanza dal cavalcavia da un'altra pattuglia. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti per spaccio di droga. Il questore ha così disposto il trasferimento al centro per il rimpatrio di Gorizia, dove verrà allontanato dall'Italia. L'agente ferito è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso, ma non ha riportato lesioni gravi. Domani, ad un anno di distanza dai funerali, alle 10 ad Anguillara Veneta si terrà la cerimonia di commemorazione del vice sovrintendente della Polizia di Stato Domenico Zorzino, deceduto il 3 marzo dell'anno scorso nel tentativo di salvare Valerio Buoso, il suo vicino di casa che con la sua auto era finito nel canale Gorzone. Dopo la messa che verrà celebrata nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo, ci sarà l'inaugurazione e l'intitolazione a Domenico Zorzino di una nuova piazzetta di Anguillara Veneta. Pista da bob a Cortina, si alza il sì deciso e convinto dell'alpinista, scultore e scrittore Mauro Corona. Ilarici, sì, mi dispiace, ma allora la facciamo questa Olimpiade o non la facciamo? Se la facciamo non dobbiamo renderci ridicoli. La pista da bob a Cortina sa da fare, rompe gli indugi Mauro Corona, scalatore, scrittore e scultore, amato dalla Berlinguer e da Crozza, adulato da lettori e cineasti. Proprio dal set di Erto, dove da novembre si sta girando un docufilm dedicato alla sua vita, Corona ha strizzato l'occhio alla costruenda pista da bob ai microfoni del Morning Show di Radio 24, 1, nessuno, 100 Milan. Se pensiamo che queste Olimpiadi finiranno all'estero perché non abbiamo le attrezzature, allora ci rendiamo ridicoli. Quello che si costruisce per un'Olimpiade, vedete Torino, poi bisogna avere l'accortezza di che tutto quello che viene costruito che serva anche il dopo Olimpiadi. Perché siamo scarsi anche nel bob e vincono sempre i tedeschi? Perché non abbiamo impianti da allenarci. Un endorsement alla realizzazione del nuovo impianto, quello di Corona, che confessa del bob non è solo appassionato. Nel 1972 a Cervinia, in coppia con il compianto Rino Bianchi di Cibiana, Mauro Corona nel ruolo di frenatore conquistò il bronzo ai campionati italiani. Vogliamo usarla la montagna per sopravvivere o no? Ora io che ho detto questo rischio la collisione con chi? Con chi non vuole niente. Io vorrei fondare assieme a lei Milan, se mi aiutate, fondare una società che protegga la montagna dai protettori della montagna. Che hanno il sedere a Milano o a Roma, però decidono cosa si deve o non si deve fare, chiosa Corona, che cita, reinterpretandolo, il pensiero di Mario Rigoni Stern. Afferma lo scrittore da Erto: il mio grande amico e maestro Mario Rigoni Stern soleva dire: la montagna va adoperata con intelligenza e rispetto, ma va adoperata. In realtà Rigoni Stern sosteneva che dalla natura e dalla montagna si dovrebbe preservare l'interesse senza intaccare il capitale, e nel caso della pista da bob, scrive
scrive l'antropologo Pietro Lacasella, sull'altra montagna il capitale è stato intaccato in modo evidente. Il coronapensiero è stato criticato a stretto giro da Luana Zanella, la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. Il passaggio da persona a personaggio fa brutti scherzi, afferma Zanella. Così un amante e apprezzato narratore delle nostre montagne come Mauro Corona straparla un po' a vanvera, dimostrando di conoscere poco e male la questione, ricorrendo a banalità non degne della sua storia. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Domenica 10 marzo, con il maltempo a causa di un'ennesima perturbazione in transito. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra una spiccata instabilità. Il cielo sarà coperto con precipitazioni per buona parte della giornata. Si tratterà di fenomeni anche consistenti, specie su zone montane, pedemontane e sulla pianura più settentrionale, con frequenti rovesci ed occasionali temporali. Dalla tarda serata probabile miglioramento. Le temperature saranno stazionarie, minime tra 4 e 7 gradi, massime tra 9 e 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui piogge dappertutto, abbondanti su pianura e costa, intense sulla zona montana. Quota neve attorno ai 1100-1300 metri. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sugli 11-12 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Non mancheranno rovesci ovunque, anche intensi nelle ore centrali della giornata, nevose mediamente oltre gli 800-1000 metri. Temperature minime sui 5 gradi, massime intorno ai 10. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.